comincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare, che c'envone e paura, sta cercando e c'imparare. Come si fa a te dormendo all'anima che va vola? Se tu non scendi in fondo non lo puoi sapere. No, come si fa a te pigliare soltanto male che ci sta e poi lasciare sto cuore solo miezza vita. Io non posso che sostenere convintamente un'iniziativa di questo tipo, perché la musica napoletana è uno dei punti caratterizzanti della nostra identità. La musica crea aggregazione, crea solidarietà e produce emozioni. Per me conta Napoli. Allora, se c'è un imprenditore privato che vuole fare qualcosa di bene per la nostra città e non fare lo speculatore, ha le porte aperte. Il sindaco secondo me ha capito il nostro spirito che anima la nostra iniziativa e quindi la città ha bisogno proprio di questo, non ha bisogno di critiche, ha bisogno di essere aiutata, perché già di critiche ce ne fanno parecchie così dall'alto, da altri tipi di comunicazione, abbiamo bisogno solo di lavorare con passione e portare avanti la nostra grande città. Parli pace, ma pace è come una carezza, te passa da stretta e t'ingati. E allora voglio capire a dove si va a fornire quando si dice sì, a chi ti fa soffrire sotto a sto sole immagine. Beh, è un'iniziativa molto bella, una musica napoletana scottata in crociera che quindi va oltre i confini della nostra città, che aggrega, che emoziona, ma non c'è dubbio che cultura e turismo sono un grande volano per la nostra città, muovono economia, creano posti di lavoro. Quindi io sono un grande sostenitore di queste iniziative, sono io che vi ringrazio e quello che vedo lo racconto e portiamo Napoli nel mondo con un'immagine positiva e siamo orgogliosi del fatto che oggi, in queste settimane, in questi mesi, abbiamo gli alberghi pieni di turisti. Non credo sia una schizofrenia globale, non credo che vengano a Napoli perché sia la peggiore città del mondo. Evidentemente se vengono ci sarà qualche motivo anche che qualcosa di buono ci sta nella nostra città, quindi raccontiamola tutti insieme, se c'è uno spirito di squadra, se c'è un gruppo, se ci crediamo tutti quanti insieme, soprattutto diamo posti di lavoro ai nostri giovani e creiamo economia, e questo credo sia la più grande soddisfazione per un napoletano, non raccontare più le migrazioni di cervelli, ma incominciare a fare qualche immigrazione di cervelli. Grazie per quello che avete fatto. Te voglio, te penso, ti chiamo, te vedo, te sento e te sonno, e non ci penso, che non, che sto non può più pace trovare. Ormai la Crociera della Musica Napoletana fa parte di questa azienda, io non immagino un anno senza Crociera della Musica Napoletana, anche perché ci rappresenta al meglio e ovviamente quando parte da Napoli, in questo caso questa edizione partirà il 6 ottobre da Napoli, è ancora più motivo d'orgoglio perché riusciremo comunque ad effettuare la maggior parte degli imbarchi da qui con tutti gli artisti, ma con tutti, soprattutto i crocieristi che vorranno aderire a questo evento. Inoltre grazie alla Crociera della Musica Napoletana riusciamo a diffondere la cultura e la tradizione napoletana che ha contraddistinto la nostra azienda nel corso degli anni e quindi è motivo di orgoglio per la MSC Crociere.
Nuova avventura, come sempre un'avventura che ogni anno si rinnova. Quest'anno abbiamo un'idea anche più articolata, quest'anno mettiamo a confronto diverse matrici musicali presenti all'interno della musica napoletana. Non dimentichiamolo, la musica napoletana non è unica, non è singolare, sono più musica, più volti, più anime, più energie, più correnti, più storie, più matrici, più voci. Quindi quest'anno mettiamo a confronto più voci. Un po' più pace trovare. Innanzitutto grazie di essere stato invitato sulla nave. È stato sempre un mio sogno, diciamo, di suonare in mezzo al mare. Uno dice, ma che devi tenere la barchetta? Famma che la cavù. Enzo Gragnanillo oggi testimonial e poeta appunto di questa 7ª edizione della canzone napoletana. Che bello averti qua, come stai? Io sto bene, e sulla nave, perché si dice, si sta bene. La nave va porto per porto e comunica, cioè, e si confronta con altre realtà artistiche, ma cosa che insomma, non l'ha fatta mai nessuno. L'unica cosa che voglio dire, non sottovalutiamo veramente l'arte napoletana, che è magica, non passa dagli uffici, va direttamente al cuore, però bisogna stare attenti perché ci stanno un sacco di scostumati, no? Che non hanno dignità, e noi napoletani la dignità l'abbiamo sempre portato per bandiera, perché hanno passato brutti momenti di storia e ora è il momento di riprendersi la nostra dignità. Come fare? Cominciare a parlare più poeticamente, parlare bene. Amo molto la mia terra perché ci sono nata e la voglio rappresentare nei migliori dei modi, con più dignità, con più magia. Diceva il professore Scialò una cosa importante, radice e matrice. Beh, insomma, sì, radice perché se non tieni in radice nella profondità non può far arrivare la matrice in alto, cioè la matrice per favorire la matrice bisogna avere il radice nella profondità. Nella terra, nella nostra terra. Sì, la profondità della terra, dell'anima, del mare, basta che c'è questa profondità, che se non uscì in fondo non può sapere. No, un mese fa a te piglia soltanto male che ci sta e poi lascia sto cuore solo miezza vita. Sembra un'occasione importante per stare insieme in questa crociera con altri artisti della musica, quindi è un'occasione interessante, quindi anche ecco, come in qualche modo segnare con le varie sculture e le varie pitture questi percorsi sulla nave. Cosa vuol dire per te, che è importante, lo so, essere napoletano? Tutto, diciamo, io poi sono insegnato, Esposito, Napoli, Pulcinella, San Gennaro, la pizza, gli spaghetti. Ho cercato sempre di lavorare sui simboli, sulle icone napoletane, quindi identità e metamorfosi. Questo è stato il mio percorso, l'ho iniziato a comunicare nella mia città circa 40 anni fa e poi l'ho portato in giro per l'Italia, l'Europa, per il mondo, quindi fino negli ultimi anni ad avere uno studio a New York e parlare napoletano. E non tenga nessuno su quell'erba gramigna, sto attaccato a sto muro, sto pieno di paura, non posso alluccare, sto aspettando la tempesta, che mi porta lontano, lontano, non posso campare. Sarò il primo artista napoletano che sarà premiato in questa crociera, che poi abbiamo fatto altre cose insieme, ma quest'anno avete fatto una giuria per darmi questo premio
ai 50 anni della mia carriera artistica. Premio meritatissimo, perché appunto noi sappiamo bene quanto tu abbia fatto in tutto il mondo, abbia esportato canzone, teatro, e quindi voglio dire, chi meglio di te non può rappresentare in maniera degna questa canzone, e quindi voglio dire, il premio è più che meritato. Ma parlaci soprattutto della tua atmosfera che hai sempre in rapporto con il mare, con la crociera. No, il mare ha ispirato tanti poeti, tanti artisti del passato, e ancora oggi il mare ti dà una gioia immensa. Oltre che a Napoli abbiamo un mare stupendo e anche il sole stupendo. Non per niente si è arrivato il mare Marcellino, chi San Funno che ci tiene, chi lo sa oggi che ci tiene il mare Marcellino solo. Però il mare è sempre bello. Carengo per capirlo tu, e volessi diventare magari suono, ma te fa suonare che tu mi cerca a me. Passami, perché stavolta passami. Come diciamo, l'arte è la domenica della vita, pertanto noi siamo ricchi e pieni di arte, e quindi ci auguriamo che insieme a noi tutti quanti possano vivere questi momenti di serenità insieme alla nostra città, che non è solamente cose brutte e cattive. Napoli è una grande capitale e quindi ha bisogno di mettere in evidenza la sua parte migliore. Allora, dal 6 al 13 ottobre su MSC Splendida vi aspettiamo tutti, non mancate. 7ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. Grazie Francesco. Grazie a voi ragazzi. Alberi rosa, ti fa sentire l'odore chi sta amore, ti volessi diventare un poco sole, ma ti fa sentire il calore chi sta bene. Passami, perché stavolta passami, credimi, o non ti scegli più. Passami, l'ultima volta passami, credimi, o non ti cerco più.